Lezioni di chantoseria. Ciao, sono Elena Vittoria e ti racconterò tante storie sulla tradizione, la cultura e la musica napoletana. Lascia un segui. Bentornati miei cari amici ad una nuova entusiasmante puntata di Lezioni di chantoseria. Come ormai ben sapete, questa è una rubrica dedicata ad un'epoca di Napoli ben precisa, ovvero l'epoca del caffè Chantant. Nelle scorse puntate abbiamo infatti iniziato da zero, raccontando da dove nasce il caffè Chantant, la sua storia, la sua origine, come si è divulgata in tutta Italia per arrivare poi a Napoli. Abbiamo anche raccontato la storia di 2 o 3 delle più grandi celebri artiste napoletane dell'epoca che hanno iniziato la loro carriera proprio come chantose. Ma volendo cominciare sempre dal principio, soprattutto quando mi viene posta una domanda quasi all'inizio di una conversazione nella quale io espongo di essere appunto un artista che interpreta il personaggio della Chantant, tra le varie risposte che per descrivere questo ruolo così importantissimo c'è per l'appunto quello di dire che canto le macchiette napoletane. Ah sì, le macchiette napoletane. Ma che sono ste macchiette? La macchietta napoletana non si limita ad essere solo l'espressione che noi conosciamo, ma para una macchietta ha una sua storia, una sua origine, e quella espressione, quel modo di dire è proprio il risultato di un qualcosa che adesso impareremo. La macchietta era un numero comico a metà fra il monologo e la canzone umoristica, con tanto di accompagnamento musicale, più mirato ad accentuare la mimica dell'interprete. Una sera al Salone Margherita vi fu un incontro tra Nicola Maldacea, questo signore qui, il quale era un attore diventato canzonettista di grande successo, e quest'altro signore distinto qui, tale Ferdinando Russo, poeta famoso e già ben affermato. E fu proprio quella sera che Russo propose a Maldacea di cambiare un pochino il repertorio. Praticamente niente più canzoncine allegre incentrate su una carina linea melodica, ma brani fortemente ironici da interpretare più recitando che cantando, perché Ferdinando Russo era un acuto osservatore della società napoletana e voleva raccontare proprio le situazioni grottesche e paradossali nelle quali si imbatteva, soprattutto raccontando appunto degli incontri fatti con dei personaggi un pochettino curioselli. E quindi in chiave musicale il racconto di questi personaggi, di queste situazioni, sicuramente arrivava molto più efficacemente, molto più velocemente, molto più acchiapparmente. Anni dopo, l'ormai divenuto famoso Maldacea, della sua autobiografia Memorie, scrisse questo: come il pittore mi ripromettevo di dare al mio pubblico un'impressione immediata, schizzando il tipo e il personaggio, rendendone i tratti salienti. Ma infatti il termine macchietta è proprio il diminutivo della parola macchia, scelto proprio per indicare qualcosa che si fa notare, di appariscente, di diverso, fuori posto, e anche come uno schizzo che per l'appunto dà un'impressione immediata. Ovviamente non ci dimentichiamo il contesto storico di cui stiamo parlando, perché siamo alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, quindi all'epoca lo stereotipo classico racchiudeva figure che oggi magari noi ci guardiamo bene dal, come dire, beffeggiare, ad esempio il prete, il benefattore, l'ingenuo, il carabiniere, ma anche la domestica o l'omosessuale o lo stolto. Questi erano tipici personaggi interpretati dai grandi macchiettisti. Infatti volevo anche precisare che la produzione macchiettista dell'epoca ha avuto poi una sua evoluzione, perché nasce appunto come una semplice rappresentazione di humor e di ridicolicità, ma riesce anche poi ad influenzare significativamente la produzione comico-satirica dell'epoca, mettendo appunto a nudo le contraddizioni dell'epoca, il bigottismo, il conformismo, il perbenismo. Mentre parlavo poc'anzi, alle mie spalle avete sicuramente notato i volti di 2 dei più grandi esponenti degli artisti appunto specializzati nelle macchiette, ed erano appunto Ettore Petrolini e Armando Gil. Insomma, l'influenza della macchietta di tutti, come ad esempio Edoardo Scarpetta, ma anche il più serio e composto Raffaele Viviani. Ad esempio, se vogliamo ricordare una macchietta che si può definire una macchietta seria, è proprio Uap Innamorata, quella là che fa "Lo sai che hai fatto?" Ma più che un'influenza, io direi che il genere della macchietta è stata una vera e propria pandemia. Non è nata e morta nei primi del Novecento, anzi è andato avanti come genere. Infatti, se vogliamo ricordare qualche interprete un po' più recente, possiamo citare Aldo Fabrizi, oppure Nino Taranto, oppure Vittorio Marsiglia. Non tiene il coraggio nemmeno a parlare quando sei cattivo, ma fai il dispetto o non mi vuoi bene? Rea confessa, io però scruterò, fiuterò e la losca tresca certamente scoprirò, ma cautamente ad Egg Street. Amor, mio gran tesoro, per te soffrirò, per te piangerò, per te insettirò. Voi avete capito che interpretare la macchietta è una cosa seria e molto onorevole? E mi auguro che darete molto più peso da questo momento in poi, conosciuta la storia, quando direte "Wow, ma pare proprio una macchietta".
Però questa puntata dobbiamo necessariamente concluderla ricordando uno dei più grandi macchiettisti moderni, possiamo dire, che abbiamo avuto a Napoli e che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. E vi lascio il video, tanto non ha bisogno di presentazioni. Moglia dormì. Fai la ninna, fai la nanna, trombattella spiata di papà. Moda mette sti due in canna, non ce la faccio per nisce strilla. Tiene sete, tiene fame, t'aggi dato i plasmoni a mangiare. T'aggi messo 3 volte già o panna e 3 volte tornata a pisciare. Ma che sangue mattiate passa? Tu con me sento dormire e stasera non t'aggi perché stai piangendo per il culo a me. Fai la ninna, fai la nanna, piagnazza rantufa di papà, che la mazza scassa di tua mamma, a tu chi l'estra morta sta là, quella quetta, quel ciucciotto, il routine l'hai fatta papà, provo a metterti un po' a pancia sotto, dimmi tu chi spacci mangiava, sotto io ragazzi sta vinto scura, ma mi sbatta che ha capito mure, e mi sbatto fin quando verrà quella zoccola Jessie mamma, e mi sbatto fin quando verrà quella zoccola Jessie mamma. Termina qui la puntata di oggi di Lezioni di Chantoseria. Spero che abbiate imparato qualcosa. Ci vediamo presto con un nuovo racconto. Ciao!